Sono qui con Riccardo Pozzato. Ricky, sei entrato nel secondo tempo dopo quella parentesi in cui hai anche parato un bel rigore a Breganze, sei tornato protagonista su questo parquet, insomma qualche indecisione ma anche qualche miracolo, sei d'accordo con questa chiave di lettura? Sì, 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 indubbiamente, dopo, essendo stato fermo da tanto tempo, ritornare in campo non è stato semplice, onestamente. Grazie per il mister, mi ha dato fiducia e dopo ai miei compagni che mi hanno aiutato, onestamente. E adesso spero che sia un punto di inizio e non di fine per migliorare tutti quanti, ecco, onestamente. Beh, davanti hai insomma, Marco Zanfi che ci ha fatto vedere cose eccelse in questo preambolo di stagione che è la Coppa Italia, e allora io ti ribalto una domanda che ho già fatto a suo tempo Sì. a Marco e ad altri tuoi compagni: dove vedremo Montecchio, insomma, visto che ormai la Coppa Italia è la penultima gara di questo girone B, dove vedremo invece Montecchio in campionato? Guarda, secondo me le qualità al gioco ce le abbiamo, onestamente. Possiamo arrivare bene a metà classifica se non oltre, se continuiamo così, stanno sempre concentrati, stanno sempre sul pezzo, secondo il mio punto di vista. E dopo ovviamente dai sbagli si deve imparare qualcosa. Esatto. Diciamo che anche un tema è anche quello legato ai vivai, no? Tu sei portiere, quindi penso possa fare anche tu uno spot per questo ruolo che è spettacolare. Bisogna essere anche un po' matti, vero? Per fare questo tipo di... anzi, bisogna essere solamente matti per fare il portiere, no? Ecco, quindi ti chiedo anche uno spot su questo, però tantissimi compagni tuoi giovani, abbiamo visto Riccardo Tognazzo, 4 gol in Coppa Italia, abbiamo visto Gianni Carraro che ha debuttato, insomma squadra giovane quella di Montecchio che mixa anche un po' di esperienza, no? Sei d'accordo con questo? Sì, 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 assolutamente, perché dopo poi rischi, se prendi tanta gente da fuori, rischi che i tuoi non crescano anche, almeno così. L'anno scorso ho visto poco, onestamente. Quest'anno vedo che dall'inizio dell'anno ho visto anche una crescita, onestamente, da parte dei giovani. Ovviamente a me hanno insegnato che all'inizio testa bassa si lavora, dopo ho preso la pallina, si passa e vado in mezzo. Okay. E sui Ecco. portieri sei d'accordo con quello che ho detto? Bisogna essere un po' folli, un po' matti? Tranquillizziamo anche le mamme che ci ascoltano da casa. No, beh, ascolta, ci sono anche stati portieri di calcio tipo Barthez che andavano fuori Sì, fino a metà matti. pista, metà Sì, campo, sì. e dopo Oliver Kahn e altri. Non dico che deve essere per forza una peculiarità, però ci sono, ecco, perché comunque prendersi le palline addosso, essere masochisti, diciamo, non è proprio da tutti, ecco, semplice. Vabbè. Ok, ascolta Ricky, io ti ringrazio e ci vediamo alla prossima qui in campionato. Va bene, grazie.